Dunque, buonasera a tutti e benvenuti in teatro. Innanzitutto consentitemi di ringraziare l'amministrazione comunale di Castelfranco Veneto che ha sostenuto questa rassegna che accompagna la mostra Contagio allestita presso il Museo Casa Giorgione e che questa sera ci dà così la possibilità di avere con noi un ospite particolarmente importante. Innanzitutto questo è il sesto incontro della rassegna che abbiamo costruito in accompagnamento alla mostra Contagio, le carte della peste e la pandemia, che si trova in Museo Casa Giorgione e che io, qualora non l'aveste ancora fatto, vi invito ad andare a vedere. Comunque veniamo al punto di questa serata. Questa sera abbiamo l'immenso onore di avere con noi il professor Carlo Ginzburg. Ogni presentazione ritengo che sia superficiale. Parlassi in breve del profilo del nostro ospite secondo, diciamo, gli standard insomma, che una introduzione a un incontro prevedono, ne parlerei sicuramente in maniera imperdonabilmente insufficiente. Viceversa, se mi dilungassi con l'ampiezza che è richiesta, andrebbe a finire che ruberei inutilmente il tempo sia al nostro ospite sia a voi. Basti dire insomma che stasera ascolteremo indubbiamente uno dei più grandi storici del nostro tempo, conosciuto in tutto il mondo per l'impatto straordinario dei suoi studi nel dibattito storiografico internazionale. Abbiamo qui l'autore di libri indimenticabili, tradotti in oltre 20 lingue, se non ricordo male Menocchio, il formaggio ai vermi, io tendo a chiamarlo Menocchio, il formaggio ai vermi è stato tradotto in 23 lingue. Libri con i quali chiunque si interessi anche soltanto marginalmente di storia prima o poi si confronta. Capirete dunque che la presenza, peraltro in presenza di Carlo Ginzburg a Castelfranco è un evento sicuramente importante per la città, ma è un evento importante anche per il nostro progetto Contagio, progetto che ci ha dato grandissime soddisfazioni e continua a darcene. Ora, i motivi per cui la presenza di Carlo Ginzburg si intona, direi, più che bene con lo spirito e con il taglio del nostro progetto sono almeno tre. Il primo motivo, rispetto a questo primo motivo, consentitemi di essere abbastanza corsivo, ma va detto, insomma, dal momento che Carlo Ginzburg, insieme a Giovanni Levi, è uno dei pionieri, per così dire, della microstoria, la quale non è affatto, come erroneamente e semplicisticamente si sente dire spesso, occuparsi di luoghi e di cose piccole. Non è questo, è una questione di approccio analitico, di scala, di adattamento della scala adeguato al soggetto che si impugna. E in altre parole è uno studio intensivo di un caso che serva ad aiutare a portare a una miglior generalizzazione per così dire. E con Contagio noi abbiamo molto umilmente provato a far questo, studiare intensivamente un caso, Castelfranco, per provare ad arrivare a una miglior conoscenza del tema peste in generale a livello di strutture e meccanismi comportamentali di fondo. Il secondo motivo qual è? Il secondo motivo è questo. Nel momento in cui stavamo assestando, per così dire, il progetto scientifico poi sfociato nella nostra mostra, il pensiero di Carlo Ginzburg ci è stato di stimolo sotto vari aspetti, in vari modi, insomma. Soprattutto abbiamo lavorato su 2 raccolte di suoi studi, Occhiacci di legno e Paura, reverenza, terrore. Infatti, dovendo costruire noi una mostra che ponesse in dialogo, mediante un caso specifico, passato e presente, abbiamo fatto tesoro degli insegnamenti di Carlo Ginzburg sui temi della distanza e dello spaesamento, cioè temi che il professore ha a lungo indagato ed esplorato. Lo spaesamento era quello da noi provato in relazione al presente in cui ci eravamo trovati improvvisamente spaesati e disorientati, mi riferisco ovviamente alla pandemia. E la distanza invece era quella garantitaci, così era il nostro auspicio perlomeno, dalla prospettiva storica rispetto ai fatti trascorsi, nella speranza che questa distanza ci aiutasse a vedere di sbieco meglio quello che accadeva nei nostri giorni. Scrive Carlo Ginzburg a un certo momento, no? Per vedere le cose
Dobbiamo prima di tutto guardarle come se non avessero senso alcuno, ed è quello che noi abbiamo provato a fare con la mostra Contagio. Terzo e ultimo motivo è questo qua, per il motivo dico per cui Carlo Ginzburg è importante per il nostro progetto Contagio è questo. Nel momento in cui lo ho contattato con un po' naturalmente di timore per proporgli la sua presenza qui, Carlo Ginzburg, dando prova in questo della sua grande generosità, ha sostenuto che sarebbe venuto, certo, perché il nostro progetto lo incuriosiva, ma che non avrebbe voluto venire a ripetere cose che aveva già detto e che quindi avrebbe costruito qualcosa di pensato affinché potesse dialogare bene con i temi della nostra mostra, insomma del nostro progetto, e di questo va da sé, noi gli saremo sempre molto, molto grati. Di cosa ci parlerà dunque questa sera Carlo Ginzburg? Ci parlerà di complotti, di una storia che non finisce mai, questione mai spenta, quella dei complotti, come sappiamo, più o meno carsica e così via, ma che in tempi di epidemia fiorisce rigogliosa, trova linfa e fiorisce, proprio fa dei petali incredibili, e ponendosi anzi come uno dei caratteri topici, dei pattern, per così dire, sociali, antropologici delle epidemie. Basta, io ringrazio ancora il professor Carlo Ginzburg, nonché tutti voi che siete così numerosi, e passo la parola al nostro graditissimo ospite. Ringrazio Matteo Melchiorre per questa lucidissima e generosa presentazione, ringrazio voi. Devo dire, ho visitato questa mostra Contagio, è bellissima, e in realtà ho pensato, ma non l'ho detto, che questo era proprio un esempio di microstoria, ma tu mi hai letto nel pensiero o io ho letto il tuo, non lo so. Ecco, come vedrete, in realtà io mi ripeterò, ma però la distanza ci sarà. Per capire il presente dobbiamo imparare a guardarlo di sbieco, oppure, ricorrendo a una metafora diversa, dobbiamo imparare a guardare il presente a distanza, come se lo vedessimo attraverso un cannocchiale rovesciato. Alla fine l'attualità emergerà di nuovo, ma in un contesto diverso, inaspettato. Con queste parole presentai nel 2008 un saggio intitolato Rileggere Hobbes oggi. In quel momento, con l'espressione il presente, alludevo anzitutto al terrorismo dei fondamentalisti islamici. Ma col passare del tempo, quell'introduzione al mio saggio e il saggio stesso hanno assunto un significato diverso e inaspettato, anche per me. Seguendo questa traiettoria, arriverò al tema di questi incontri. Molti anni fa lessi da cima a fondo il Leviatano di Hobbes, spinto, se non ricordo male, dal desiderio di capire meglio il significato del suo celebre frontespizio. Questa è anche la prossima immagine. Il Leviatano, come vedete, come sapete, probabilmente è fatto di tanti omini che guardano al Leviatano. Quindi il Leviatano è al tempo stesso guardato ma fatto da questi uomini. Quella lettura mi suscitò una quantità di domande che cercai di precisare partendo dalla prima opera data alle stampe da Hobbes, la traduzione della storia della guerra del Peloponneso di Tucidide. E qui mi imbattei nelle pagine, anch'esse celebri, sulla pestilenza che colpì Atene nel 430 a.C. Il disgregarsi di tutte le norme morali e sociali in seguito alla pestilenza, descritto da Tucidide, che usò un termine destinato a grande fortuna, anomia, potrebbe aver influito, secondo qualche studioso, sulla descrizione dello stato di natura come guerra di tutti contro tutti, bellum omnium contra omnes, proposta da Hobbes nel Leviatano.
Seguendo questa traccia, confrontai il testo greco di Tucidide con la traduzione di Hobbes. A un certo punto mi imbattei in una frase di Tucidide che traduco letteralmente. Cito: «La paura degli dèi e le leggi umane non rappresentavano più un freno. Neither the fear of the gods nor the laws of man awed any man», aveva tradotto Hobbes, sostituendo al verbo greco apeirgein, tenere a freno, il verbo inglese to awe, incutere timore. È un verbo complicato, magari ci ritornerò. Da questo scarto tra testo e traduzione partì la mia ricerca su Hobbes. Un particolare minimo, una parola. Ma la passione per il particolare rivelatore ha segnato la mia ricerca fin dall'inizio. Molti anni prima avevo scelto il celebre motto di Aby Warburg, «Dio è nel particolare», come epigrafe di Spie, un saggio sugli indizi imperniato sulla triade Morelli, Freud, Sherlock Holmes. E anche nel caso di Hobbes, inseguendo to awe, il termine da lui inserito nel tradurre il testo di Tucidide, scoprì inessi inaspettati che collegavano una serie di passi cruciali del Leviatano. Ma di questo non parlerò. Dirò invece che dopo la prima pubblicazione del mio scritto su Hobbes, una studiosa che insegna all'Università di Berna, Francesca Falck, scrisse un saggio in cui sottolineava l'importanza di un particolare del frontespizio del Leviatano sfuggito a tutti, compreso colui che vi parla. E forse la prossima immagine. Quel particolare, osservò Falck, confermava l'ipotesi da me formulata sull'importanza decisiva che avevano avuto per Hobbes le pagine di Tucidide sulla peste di Atene. Si tratta di due figurine alte pochi millimetri che rappresentano due medici col volto coperto da una specie di maschera a becco, l'antenata delle nostre mascherine, usata per proteggersi dal contagio. E qui c'è la prossima immagine, qui ci sono le due figurine e qui c'è il medico, una immagine che abbiamo visto anche nella mostra. La prima versione del mio saggio, Rileggere Hobbes oggi, terminava così, mi scuso per la lunghezza di questa autocitazione. Cito: «Ma qualcuno potrebbe sostenere che Hobbes ci aiuta a immaginare non solo il presente, ma il futuro. Un futuro remoto, non inevitabile e tuttavia forse non impossibile. Supponiamo che la degradazione dell'ambiente aumenti fino a raggiungere livelli oggi impensabili. L'inquinamento di aria, acqua e terra finirebbe col minacciare la sopravvivenza di molte specie animali, compresa quella denominata Homo sapiens sapiens. A questo punto un controllo globale, capillare sul mondo e sui suoi abitanti diventerebbe inevitabile. La sopravvivenza del genere umano imporrebbe un patto simile a quello postulato da Hobbes. Gli individui rinuncerebbero alle proprie libertà in favore di un superstato oppressivo, di un leviatano infinitamente più potente di quelli passati. La catena sociale stringerebbe i mortali in un nodo ferreo, non più contro l'empia natura, come scriveva Leopardi nella Ginestra, ma per soccorrere una natura fragile, guasta, vulnerata. Un futuro ipotetico che speriamo non si verifichi mai. Fine della citazione. Scrivevo queste parole nel 2008. Negli anni successivi il mio saggio, incluso in un volume intitolato Paura, Reverenza, Terrore, 5 saggi di iconografia politica, venne tradotto in varie lingue, tra cui il francese. Il 13 marzo 2020 un sito internet francese, Le Grand Continent,
ripubblicò il mio saggio su Hobbes avvertendo, cito: «In piena crisi di coronavirus, l'autore del Leviatano ha ancora qualcosa da dirci sulla paura». Fine della citazione. Improvvisamente mi resi conto che anche l'ipotesi che avevo formulato alla fine del saggio e ispirata, senza che me ne rendessi conto, dalla descrizione della peste proposta da Tucidide, poteva essere riletta nel contesto della pandemia. Qualcuno a questo punto potrebbe obiettare: la pandemia, d'accordo, ma i complotti? Il 15 novembre 2020 padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria, la diffusissima emittente cattolica, intervenne sulla pandemia di Covid-19 che imperversava nel mondo ormai da quasi un anno. Questa epidemia, disse padre Fanzaga, e continuo a citare, è un progetto che io ho sempre attribuito al demonio, che agisce attraverso menti criminali che l'hanno realizzato con uno scopo ben preciso: creare un passaggio repentino dopo la preparazione ideologica, politica e mass mediatica per un colpo di Stato sanitario o mass mediatico. Fine della citazione. Vale a dire, cito, un progetto volto a fiaccare l'umanità, metterla in ginocchio, instaurare una dittatura sanitaria e cibernetica, creando un mondo nuovo che non è più di Dio creatore, attraverso l'eliminazione di tutti quelli che non dicono sì a questo progetto criminale portato avanti dalle elite mondiali, con complicità magari di qualche Stato. Fine della citazione. Obiettivo quello di, cito, costruire un mondo nuovo senza Dio, il mondo di Satana, dove saremmo tutti degli zombie. È un progetto, non una cosa campata per aria. Vorrebbero realizzarlo entro il 2021, a mio parere. Fine della citazione. Queste dichiarazioni suscitarono accese reazioni, sia favorevoli sia contrarie, da parte degli ascoltatori di Radio Maria. Io le lessi in ritardo su internet. L'idea che padre Fanzaga potesse aver letto le mie pagine su Hobbes non mi sfiorò neppure. In ogni caso, la differenza tra la tesi che padre Fanzaga presentava come certa e l'ipotesi forse non impossibile che avevo formulato alla fine del mio saggio è evidente. Da un lato, un complotto demoniaco che mira ad instaurare una dittatura sanitaria e cibernetica. Dall'altro, l'idea che l'aggravarsi dell'inquinamento dell'ambiente potrebbe indurre gli individui a rinunciare alle proprie libertà in favore di un superstato oppressivo, di un leviatano infinitamente più potente di quelli passati. Ma liquidare i discorsi di padre Fanzaga come mere farneticazioni sarebbe semplicistico. Propongo di vederle invece come un anello di una lunghissima catena in cui mi sono più volte imbattuto nel corso delle mie ricerche. Lunghissima, ma quanto lunga? In un libro recente si legge che nell'Inghilterra del Settecento i complotti aristocratici o i complotti di corte non si proponevano di ingannare il pubblico. Cito, un aspetto essenziale di una teoria del complotto nel vero senso del termine. Fine della citazione. Perché a quel tempo il pubblico non aveva alcun ruolo politico. In altre parole, le teorie del complotto comincerebbero con la Rivoluzione francese. Ma prima di questa svolta storica decisiva abbiamo, se non teorie, costruzioni di complotti su cui vale la pena di riflettere. Di questo tema mi sono occupato analiticamente nella prima parte di un libro intitolato Storia notturna, una decifrazione del sabba. Al termine di una ricerca durata molti anni, avevo formulato l'ipotesi che l'immagine del sabba diabolico, ossia
del raduno notturno di streghe e stregoni, descritto con abbondanza di particolari nelle confessioni di donne e uomini accusate di stregoneria in gran parte d'Europa e non solo, fosse il risultato della confluenza di due fenomeni storici molto diversi. Da un lato, uno strato profondo di credenze contadine legate alla fertilità, testimoniate con straordinaria ricchezza nei processi dell'Inquisizione friulana contro i benandanti, uomini e donne. Dall'altro, l'idea, emersa per la prima volta, per quanto mi risulta, in Francia nel 1321, di un complotto contro la cristianità ordito da gruppi diversi. In quell'anno circolò in varie parti della Francia, con impressionante rapidità, la notizia secondo cui i lebbrosi avevano cercato di diffondere il morbo da cui erano afflitti versando nei pozzi e nelle fontane veleni, pozioni pestifere e sortilegi. Secondo un'altra versione, diffusa nello stesso periodo, i lebbrosi non agivano da soli, ma per ordine degli ebrei. E secondo una terza versione, gli ebrei, coadiuvati dai lebbrosi, progettavano di avvelenare le acque perché manovrati dai re di Granada. Le cronache del tempo trasmettono una gran quantità di particolari su queste varianti del complotto, comprovate, si fa per dire, da false lettere dei re di Granada e di Tunisi e da confessioni estorte con la tortura, c'è rimasta quella lunghissima dello sventurato responsabile di un lebbrosario, Guillaume Agassà. Nella Francia della fine dell'Ottocento queste vicende, soprattutto per quanto riguardava l'accusa rivolta contro gli ebrei, furono interpretate attraverso un filtro implicito, l'affaire Dreyfus. Sarebbe assurdo stupirsene. Come è noto, le domande che gli storici pongono al passato nascono dal presente. Il rischio è di cadere nell'anacronismo, proiettando nel passato non solo le domande, ma le risposte. Di questo rischio ero ben consapevole, dato che anche per me il tema del complotto evocava una realtà relativamente recente. L'arresto dell'anarchico Pietro Valpreda, identificato come uno dei responsabili della strage di Piazza Fontana, 12 dicembre 1969. In quel caso un falso complotto anarchico era servito a coprire, come risultò a poco nel corso degli anni, un complotto vero, organizzato da personaggi legati a gruppi neonazisti, appoggiati da una parte dei servizi segreti italiani con possibili appoggi internazionali. La tentazione di generalizzare l'idea che un falso complotto nasconda sempre un complotto vero era forte, ma credo di averla evitata. Nella prefazione a Storia notturna scrissi, cito: «Le spiegazioni dei movimenti sociali in chiave cospiratoria sono semplicistiche, se non grottesche». E continuavo: «Ma i complotti esistono. Sono soprattutto oggi una realtà quotidiana. Complotti di servizi segreti, di terroristi o di entrambi. Qual è il loro peso effettivo? Quali riescono? Quali falliscono nei loro veri obiettivi e perché? La riflessione su questi fenomeni e sulle loro implicazioni appare curiosamente inadeguata. Dopotutto, il complotto non è che un caso estremo, quasi caricaturale, di trasformare o manipolare la società. I dubbi crescenti sull'efficacia e sui risultati dei progetti sia rivoluzionari sia tecnocratici impongono di ripensare il modo in cui l'azione politica si inserisce nelle strutture sociali profonde e sulla sua reale capacità di modificarle. Fine della citazione. Queste frasi, che mi sento di sottoscrivere
a 30 anni di distanza, in un contesto profondamente diverso, dicono attraverso quale filtro mi fossi avvicinato al tema del complotto. Nel caso degli eventi del 1321, la velocità con cui le notizie vennero trasmesse mi aveva fatto pensare a una possibile manipolazione dall'alto. Ma il tema del contagio che i lebbrosi avrebbero cercato di trasmettere avvelenando pozzi e fontane riemerse in maniera incontrollata nel 1348 con il diffondersi della peste. Nella Francia meridionale, folle inferocite attaccarono i presunti responsabili, gli ebrei. Alcuni furono uccisi sul posto, altri furono condannati a morte. E qualche decennio più tardi, verso la fine del 300, uomini e donne processati per stregoneria nel Delfinato e nella Savoia confessarono di aver partecipato al sabba, le testimonianze più antiche sui raduni diabolici. Una traiettoria, come si vede, tutt'altro che lineare. Nel ruolo di protagonisti del complotto contro la cristianità erano subentrati ai gruppi marginali, i lebbrosi, gli ebrei, e al nemico esterno, i re di Granada, uomini e donne spinti dal demonio a commettere crimini orrendi. I lebbrosi erano usciti di scena, gli ebrei sarebbero ricomparsi in un altro contesto. Quanto al demonio, padre Livio Fanzaga informa che attraverso menti criminali ha realizzato la pandemia per fiaccare l'umanità, metterla in ginocchio, instaurare una dittatura sanitaria e cibernetica. Fin qui ho usato il termine complotto come se fosse autoevidente. È venuto il momento di analizzarlo da vicino. Di fronte alla complessità di un fenomeno come le epidemie, è possibile proporre o imporre attraverso gli strumenti della propaganda, prediche, comizi, radio, televisione, internet, a seconda dei periodi storici, una spiegazione che apparentemente risolve tutto. Si tratta del risultato di un complotto ordito da un gruppo di persone. In casi come questi, la nozione di complotto non complica la realtà, come si potrebbe supporre sulla base dell'etimologia del termine, ma la semplifica, distorcendola. E tuttavia, lo ricordavo poco fa, i complotti esistono. Da decenni ormai i servizi segreti, istituzioni che si prefiggono la costruzione di complotti e lo svelamento di complotti altrui hanno conquistato un'importanza decisiva sulla scena politica mondiale. Basterà fare due nomi, quello di George Bush Sr., già direttore della CIA, e di Vladimir Putin, per segnalare questa discontinuità rispetto al passato, su cui forse non si riflette abbastanza. Complotti falsi e complotti veri. A questa distinzione ne devo aggiungere un'altra, che è diventata per me, da molto tempo, uno strumento analitico ineliminabile. Quella tra categorie dell'osservatore, ethic, e categorie degli attori, imic, come le definì il linguista, antropologo e missionario protestante Kenneth Pike. Ethic riecheggiava phonetics, fonetica, imic riecheggiava phonemics, fonologia. Il termine complotto, che ho usato a proposito degli eventi che si verificarono in Francia nel 1321, è un termine ethic, ossia introdotto dall'osservatore. Un termine imic come congiura, il tema di un capitolo dei discorsi di Machiavelli, sarebbe senza dubbio inappropriato, perché limitato a una sfera strettamente politica. Tuttavia, in altri casi, il complotto o qualcosa di simile si avvicina al discorso degli attori. E in questo caso la cautela terminologica è più che mai necessaria. In una celebre novella del Decamerone,
Boccaccio riprese la parabola dei tre anelli per illustrare il rapporto di tolleranza che doveva esistere tra le religioni del libro, l'ebraismo, il cristianesimo, l'Islam. La controparte scandalosa di quella parabola rimase per secoli un mero titolo, prima di materializzarsi all'inizio del Settecento in un libro, il Tractatus de Tribus Impostoribus, trattato dei tre impostori. I tre impostori erano, secondo una battuta che la tradizione attribuiva a Federico II di Svevia, Mosè, Gesù, Maometto, che sostenendo di parlare in nome di Dio erano riusciti a sedurre un volgo ignorante, preda di un terrore superstizioso. Definire le tre religioni mediterranee come un'impostura, diciamo pure un complotto, era certamente una mossa efficace. Ma se ci spostiamo dalle categorie degli attori, l'impostura, alle categorie degli osservatori, religiosi o meno, questa semplificazione appare inaccettabile. La distinzione tra categorie degli attori e categorie degli osservatori è più che mai rilevante oggi, nell'età di Internet. Come sappiamo tutti, la pandemia che stiamo attraversando presenta una differenza profonda rispetto alle epidemie del passato. Per la prima volta siamo in grado di seguire in rete, attraverso informazioni debitamente controllate e manipolate dai governi, ciò che si sta verificando in gran parte del mondo. E grazie alla rete la nozione di complotto falso si è trasformata in una sottospecie della nozione di fake news. Su questo tema, apparentemente scontato, vale la pena di riflettere. Partirò da un saggio notissimo di Robert Merton, che però è stato raramente menzionato in questo contesto. The Self-Fulfilling Prophecy, apparso nel 1948 e tradotto in italiano col titolo La profezia che si autoadempie. Merton, uno dei più famosi sociologi del Novecento, definì il concetto che stava per introdurre in questi termini, e cito: la profezia che si autoadempie è all'inizio una definizione falsa della situazione, che determina un nuovo comportamento che rende vera quella che originariamente era una concezione falsa. La speciosa validità della profezia che si autoadempie produce ripetutamente e continuamente situazioni erronee. Così il profeta citerà il reale corso degli eventi come prova che egli aveva ragione fin dal principio. Fine della citazione. Qualche dato biografico potrà chiarire le implicazioni di questo passo. Robert Merton era nato in una famiglia di ebrei emigrati negli Stati Uniti dall'Europa orientale. Il nome della famiglia era in origine Shkolnik. Da ragazzo, avendo cominciato una carriera di mago dilettante, il futuro sociologo decise di chiamarsi Merlino, ma dovette ripiegare su Merton. Anche il primo nome, Robert, era un omaggio a un mago famoso. Questa volta si trattava di un mago in carne ed ossa, Robert Houdini, in origine Erich Weiss. Questi dati non sono in questo contesto del tutto irrilevanti. Merton potrebbe aver considerato, cito, la profezia che si autoadempie, che rende vera quella che originariamente era una concezione falsa, fine della citazione, come un trucco che mirava a svelare una magia falsa. Vale la pena di ricordare che Houdini, alla fine della sua carriera, era noto come il cacciatore di falsi fantasmi. Con questo torniamo dalla profezia che si autoadempie al suo autore, cito. Così il profeta citerà il reale corso degli eventi come prova che egli aveva ragione fin dal principio. Fine della citazione.
Qualcuno, leggendo queste parole di Merton, avrà forse pensato alla famosa frase di Tacito: fingunt simul credunque, lo inventano e al tempo stesso ci credono. Poiché Freud ci ha insegnato il potere dell'autoinganno, siamo pronti ad accettare l'audace paradosso di Tacito, che però non si applica al profeta di Merton. Costui sa fin dall'inizio che le false notizie che sta diffondendo sono false, finché il loro successo non le fa diventare vere. Verso la fine del suo saggio, Merton inserì una frase in corsivo, cito: «La profezia che si autoadempie, per cui i timori sono tradotti in realtà, opera solo in assenza di appositi controlli istituzionali». Fine della citazione. Oggi, nell'era di Internet, questa frase ha un suono familiare. Proverò ad esplorare le implicazioni della nozione di profezia che si autoadempie proposta da Merton in varie direzioni, in un passato non troppo lontano e verso un possibile futuro. Due dei libri di storia più importanti del Novecento sono stati scritti nella stessa città, a pochi anni di distanza. Mi riferisco a Le Roi Thaumaturge, i Re Taumaturghi di Marc Bloch, 1924, e La Grande Peur de 1789, La Grande Paura dell'89 di Georges Lefebvre, 1932. Entrambi, Bloch e Lefebvre, insegnavano a Strasburgo, nell'università che era diventata un simbolo della vittoria della Francia nella Prima Guerra Mondiale. I due libri parlavano di fenomeni molto diversi e di periodi molto diversi, e tuttavia avevano qualcosa in comune. I Re Taumaturghi esamina la credenza, nata nel Medioevo, ma prolungatasi per molto tempo, soprattutto in Francia, che attribuiva ai re di Francia e di Inghilterra il potere di guarire i malati di scrofola con il tocco della mano. La scrofola è un'infezione non letale delle ghiandole del collo, resa più frequente da cattive condizioni igieniche. La Grande Paura dell'89 analizza una diceria che si era diffusa nelle campagne francesi nell'estate del 1789, e cioè che gli aristocratici, per vendicarsi della sconfitta subita con la presa della Bastiglia, avevano assoldato delle bande di briganti per assaltare i villaggi e distruggere i raccolti. In entrambi i casi l'oggetto dell'indagine era un fenomeno marginale, trascurato da quella che veniva definita la grande storia, ossia la storia dei manuali. E in entrambi i casi il fenomeno marginale veniva usato per gettare una luce obliqua, inattesa, su fenomeni sociali profondi. Le radici del potere monarchico nei Re Taumaturghi, la percezione profonda della crisi della società dell'Ancien Régime all'inizio della rivoluzione nella Grande Paura. I due libri sono accomunati da un altro elemento: l'aver preso in esame due fenomeni inesistenti. Inesistente è ai nostri occhi il potere sovrannaturale di guarire i malati di scrofola attribuito ai re di Francia e d'Inghilterra. I Re Taumaturghi ha come motto una frase tratta dalle lettere persiane di Montesquieu: Ce roi est un grand magicien, questo re è un grande mago. Inesistenti erano le bande di briganti istigate dagli aristocratici contro i contadini nell'estate dell'89. E però qui emerge una divergenza. Il libro di Georges Lefebvre analizza un complotto immaginario. Il libro di Marc Bloch analizza e demistifica un complotto reale. La leggenda sui poteri soprannaturali attribuiti ai sovrani non è nata per caso e non è nata dal basso. È stata usata, sostiene in maniera convincente Bloch, per rafforzare il potere monarchico sia in Francia sia in Inghilterra.
proverò a formulare un'ipotesi per spiegare gli elementi che accomunano questi due libri. Si tratta di un'ipotesi che estende, fino ad includere la grande paura, quello che sostenni molto tempo fa a proposito dei re taumaturghi. Quella indagata da Marc Bloch è una gigantesca fausse nouvelle, una falsa notizia paragonabile su una scala cronologica e geografica molto più vasta alle false notizie che circolavano tra le trincee durante la Prima Guerra Mondiale. Ad esse Bloch dedicò un saggio straordinario, basato sulla propria esperienza, Riflessioni di uno storico sulle false notizie della guerra, apparso sulla Revue de Synthèse Historique nel 1921. Una falsa notizia, scriveva Bloch, cito, nasce sempre da rappresentazioni collettive che preesistono alla sua nascita. Solo apparentemente essa è dovuta al caso. Più precisamente, l'unico elemento legato al caso è l'incidente iniziale, del tutto banale, che scatena il lavorio dell'immaginazione. Ma questo avviene perché le immaginazioni sono già predisposte, sono già in fermento. Fine della citazione. L'evento può agire perché esiste una predisposizione latente, profonda, una struttura che consente di trasformare una falsa notizia in una leggenda. Il saggio di Bloch potrebbe aver suggerito a Lefebvre di dedicare un libro alla grande paura dell'89, nata anch'essa da una fausse nouvelle, una falsa notizia. Franco Venturi sottolineò l'impegno a svelare la verità, nello spirito di Voltaire che accomunava Bloch e Lefebvre. Il potere di guarire i malati di scrofula attribuito ai sovrani di Francia e d'Inghilterra e analizzato da Bloch era fittizio. Il complotto ordito dall'aristocrazia francese contro i contadini, che è al centro della grande paura dell'89 di Lefebvre, non si era mai verificato. E tuttavia questa falsa notizia provocò un'ondata di panico nelle campagne, che scatenò una serie di violenze reali. Vale la pena di ricordare che Robert Merton vedeva nella nozione di profezia che si autoadempie una rielaborazione del cosiddetto teorema di Thomas, formulato dal sociologo americano William Thomas. Cito: se gli uomini definiscono come reali certe situazioni, esse sono reali nelle loro conseguenze. Fine della citazione. Ho evocato il contesto in cui i re taumaturghi, il grande libro di Bloch, prese forma, la circolazione delle fausse nouvelle, delle false notizie nelle trincee della Prima Guerra Mondiale. Le discussioni su questo tema cominciarono all'inizio della guerra, con l'invasione del Belgio da parte della Germania. Le notizie sulle atrocità tedesche, in particolare quelle sulle stragi dei civili, vennero denunciate come falsità dalla stampa tedesca. A queste accuse il governo francese rispose con una mossa significativa, chiedendo a un famoso filologo, Joseph Bédier, per molti anni professore al Collège de France, di contestarle. Bédier, sulla base di un'analisi minuta di un certo numero di taccuini scarabocchiati da ufficiali tedeschi, dimostrò che le notizie riguardanti le stragi dei civili erano autentiche. Questo episodio può essere visto come un anello di una lunga catena. Le potenzialità politiche della filologia erano emerse da molto tempo, almeno da quando l'umanista Lorenzo Valla dimostrò nel 1440 che la cosiddetta donazione di Costantino era un falso. Secondo la donazione, Costantino, l'imperatore romano che si era convertito al cristianesimo, prima di morire aveva lasciato un terzo dell'impero alla Chiesa. Valla dimostrò la falsità della donazione sulla base di alcuni clamorosi anacronismi testuali, una dimostrazione che è tradizionalmente considerata un contributo decisivo al metodo storico. E tuttavia, come mi resi conto vari anni fa, un passo cruciale dell'opuscolo di Valla era sfuggito
all'attenzione degli studiosi. Nel testo della donazione di Costantino è contenuto un riferimento alla donazione stessa, formulato in questi termini. Cito: abbiamo posto la pagina di questo decreto imperiale, la donazione, confermandola con le nostre proprie mani sul corpo venerando del Beato Pietro. Ed ecco il commento di Valla. Quando ero giovinetto ricordo di aver chiesto a qualcuno chi avesse scritto il libro di Giobbe, e quando egli mi rispose Giobbe stesso, io soggiunsi allora in che modo dunque facesse riferimento alla sua propria morte. Il che si può dire di molti altri libri, dei quali non è opportuno discorrere in questo luogo. Come può infatti essere narrato quello che non è stato ancora eseguito? E come può essere contenuto nelle scritture quello che egli ammette che fu fatto, per così dire, dopo che le scritture furono sepolte? Fine della citazione. Per quanto mi risulta, nessun commentatore moderno si era soffermato sulla frase il che si può dire di molti altri libri, dei quali non è opportuno discorrere in questo luogo. Eppure il significato della frase è ovvio. Valla accennava obliquamente all'ultimo capitolo del Deuteronomio. Cito: Mosè, servo del Signore, morì in quel luogo nel paese di Moab, secondo l'ordine del Signore. Fine della citazione. Perfino un uomo audace come Valla, nel più audace dei suoi scritti, si trattenne dall'affermare che Mosè non era né poteva essere l'autore del Pentateuco. Valla scelse una strategia obliqua, allusiva, quella analizzata da Leo Strauss in un famoso saggio su scrittura e persecuzione. Quanti lettori erano stati capaci di leggere il testo di Valla tra le righe, cogliendone l'allusione nascosta? Non lo sapremo mai. Ma retrospettivamente è lecito vedere nell'allusione di Valla una svolta che anticipa Hobbes e Spinoza nella lunga storia della lettura secolare della Bibbia. Le implicazioni di questa vicenda sono ovvie. Dobbiamo imparare a leggere ogni sorta di testi tra le righe. Dobbiamo imparare a dimostrare la falsità delle fake news. La filologia digitale ha un futuro. Grazie. No, grazie a te, questo significa anche questo lungo applauso. E indubbiamente noi ti ringraziamo perché è stato veramente vorrei usare un termine un po' abusato, ma forse ci sta una cavalcata, veramente ti abbiamo seguito proprio veramente volentieri in questa logica intorno al complotto. Io naturalmente siamo qui per queste serate, si chiamano dialoghi. Quindi se volete appunto intervenire, porre delle domande, noi siamo qui, insomma, voglio dire, ecco. E dunque, in Francia e in Inghilterra i sovrani, da un certo punto in poi, dal Medioevo, sono circondati da questa leggenda, diremmo noi, ma questa, diciamo, notizia, questa capacità che gli viene attribuita di guarire i malati di scrofola, cioè è proprio una capacità molto specifica. L'ultimo re di Francia che ha toccato dei malati di scrofola è stato Carlo IX nel 1829. Allora, questo è il Medioevo lungo di Jacques Le Goff. Allora, qui diciamo abbiamo
in qualche modo un caso che illustra quel ragionamento che Bloch aveva fatto a proposito delle false notizie della guerra, cioè che una falsa notizia può avere successo se tocca uno strato profondo, quindi c'era una disponibilità, però lui dimostra anche che c'è una volontà dall'alto di costruire questa diceria come vera. Ecco. Allora, qui c'è qualcosa che, come dire, ci tocca molto da vicino. Cioè, voglio dire, il tema della propaganda. Il tema della propaganda. Qui vorrei citare, tu avevi citato quel libro Paura, reverenza, terrore, dove c'è il saggio su Hobbes. In quel libro c'è anche un saggio sul manifesto, è un manifesto, il manifesto che diciamo ha avuto più fortuna, io credo, nella storia dei manifesti fino ad oggi. È il manifesto che venne diciamo diffuso in Inghilterra allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, in cui si vede Lord Kitchener, baffuto col cappello da militare, che punta il dito, scusate se punto il dito contro qualcuno è una maleducazione, your country needs you, il tuo paese ha bisogno di te. Ora, io ero affascinato da questo manifesto, ho provato a studiarlo e a un certo punto, oltre a seguire la fortuna, che è impressionante perché anche qui a Castelfranco io credo di aver visto un manifesto in cui c'è un dito puntato che dice questo spazio può essere tuo. Dico male? L'avete visto anche voi, no? Ma questo continua continuamente. Io mi sono trovato in una quantità di luoghi in cui c'è un dito puntato che mi dice vabbè. Però ecco, cos'è che ho scoperto? Credo di avere, cioè nessuno l'aveva detto, ho scoperto che la fonte di questo dito puntato è sì molto antica, immagini religiose, Gesù, però c'è una fonte molto vicina a questo manifesto di Lord Kitchener ed è, mi dispiace non averla qui, un manifesto pubblicitario in cui si vede un venditore, uno che ha una sigaretta in mano e diciamo questo manifesto pubblicitario è stato citato in un manuale per pubblicitari, ma questo poco prima del 1914, in cui si dice è molto utile che ci sia un dito puntato, è molto utile che ci sia la parola tu, eccetera. Ora, qui tocchiamo un tema che è apparentemente un tema circoscritto, quello della propaganda pubblicitaria e però la propaganda pubblicitaria che diventa ispirazione per la propaganda politica. C'è un passo del Mein Kampf di Hitler in cui Hitler dice bisogna che lui confronta la propaganda politica inglese come molto più efficace durante la Prima Guerra Mondiale di quella tedesca e dice dobbiamo ispirarci alla propaganda commerciale. La propaganda politica deve scegliere poche frasi, poche affermazioni che non possono essere provate e questo è il modello della propaganda politica. Ora, qui c'è qualcosa che ci continua a toccare, cioè questo legame tra la comunicazione commerciale e la comunicazione politica non è affatto finito. E però abbiamo naturalmente diciamo, un contesto diverso, che è quello, diciamo, il contesto di Internet. Allora qui si pone il problema appunto delle fake news e diciamo, teniamoci, io qui dico in due parole che io diciamo, credo che Internet sia sottoutilizzato in una maniera incredibile, cioè bisogna, io credo che diciamo, sia importantissimo imparare a usare e insegnare a usare dai bambini, ragazzi, eccetera, a usare Internet in una maniera complicata, non solo per trovare delle risposte, ma per imparare a trovarsi di fronte a delle domande inattese, che possono generare altre domande. Tutto questo può essere fatto solo dalla scuola, solo da mediatori umani. Internet non crea degli autodidatti per questo tipo di uso sofisticato. Scusate, questo è un mio pallino, io ci torno sempre, quindi l'ho detto anche stasera, scusatemi un punto. Prego.
Sì, mi fermo anch'io sul tema della filologia digitale, perché credo sia il grande tema del futuro, se non del presente. Non lo legherei necessariamente a internet. C'è sempre stato un proverbio popolare che dice vedere per credere. Oggi tu puoi vedere dei video dove non c'è nulla di reale. Tu puoi costruire comportamenti di persone importanti, anche capi di Stato, eccetera, che parlano con le loro parole, con le loro vibrazioni, diciamo, sonore, e che dicono esattamente il contrario di quello che normalmente sappiamo e si pensano. Allora, in questo tipo di società, la costruzione del complotto vorrei dire che è abbastanza semplice. Lei ha messo a fuoco che sì, si può costruire un complotto, ma questo deve toccare delle radici profonde perché funzioni. Ecco, io vorrei capire un po' in questo contesto dove si trovano, se si trovano per esperienze così, cioè esperimenti che fanno i pubblicitari o chi si occupa, come si chiamano adesso, quelli che sostengono, che sono dietro i capi di governo, cioè hanno un nome ben preciso. Sì, ghostwriters. Ecco, sì. Ma no, qualcosa del... Ah no, com'è? Spin Doctor, certo, Spin Doctor. Ecco. Volevo un po' un ragionamento da sapere da lei cosa ne pensa di questo. Grazie. Allora, io comincerei col dire che, diciamo, la sfera della finzione è diciamo, una straordinaria ricchezza della specie animale umana. Cioè, io non so se diciamo, i gatti siano capaci... Beh, no, però mi smentisco subito, perché invece i gatti ingannano anche i topi. Vabbè. Comunque, noi abbiamo diciamo, la possibilità di diciamo, creare diciamo, delle narrazioni finte, quindi anche delle narrazioni visive finte, come lei ha ricordato. L'importante è naturalmente che diciamo, il finto non diventi falso, cioè che non si spacci per vero. Allora, questa io diciamo, ho usato come sottotitolo del mio libro 3 parole: vero, falso, finto. E diciamo, penso che questa distinzione tra queste 3 dimensioni sia cruciale. Cioè, il vero è importantissimo, si nutre sia del falso che del finto, ma è importante però avere presente la distinzione. E quando il finto si spaccia per vero, allora è falso. Ora, diciamo, ci sono delle tecniche, noi sappiamo, per, diciamo, smascherare, non posso non usare questo termine oggi, per smascherare, diciamo, il finto che si spaccia per vero. E diciamo queste tecniche, allora io ho ricordato diciamo, l'esempio di Valla perché lì c'è questa cosa straordinaria, no? Lei usava la parola, appunto ha ripreso la parola filologia, cioè lì c'è il problema dell'anacronismo, cioè a un certo punto nel testo della donazione di Costantino dunque sì, la parola diadema viene usata nel significato moderno, moderno nel senso di contemporaneo di Valla, cioè come di un gioiello, mentre invece era una benda, allora secondo diciamo, quello che avrebbe dovuto essere l'età del testo. Se noi diciamo, incontriamo in un testo che si spaccia per un testo diciamo, della fine dell'Ottocento, un personaggio che si mette lì a guardare internet, beh, allora possiamo dire che quel testo è un testo di finzione e se si spaccia per vero è falso. Ora uso un termine, diciamo un esempio grossolano, ma però è chiaro che il falso può essere più sofisticato, più complicato. Ecco, io devo dire sono, diciamo, profondamente interessato a queste tecniche di identificazione del falso. Perché? Perché mi sono trovato a un certo punto, diciamo nella mia carriera di studioso, di fronte a un clima che era cambiato e posso datarlo, cioè alla fine degli anni 70 in poi, diciamo,
si è creato un clima, soprattutto vivo nelle università diciamo statunitensi, ma poi ha dilagato nel mondo, per cui si sosteneva che tra le narrazioni di finzione e le narrazioni storiche non esiste nessuna differenza rigorosa. Tutto è finzione. Ora, diciamo, questo è inammissibile. Questo, diciamo, ha delle conseguenze morali e politiche terribili. E, diciamo, mi sono trovato a sostenere questa cosa in maniera molto polemica in un convegno che è stato organizzato tanti anni fa a Los Angeles. Io insegnavo allora a UCLA a Los Angeles, sopra, diciamo, il modo di rappresentare, di comprendere la Shoah, lo sterminio degli ebrei in Europa, e, diciamo, e come, diciamo, la Shoah veniva discussa e rappresentata in un ambiente intellettuale, in un clima in cui la differenza fra narrazioni di finzione e narrazioni storiche era ritenuta indimostrabile. Ora, diciamo, questo è pazzesco, e quindi, diciamo, io mi sono trovato a insistere molto su questo punto. Ora, diciamo, ecco, questo clima è ancora vivo o no? Allora, io ho avuto l'impressione che, per ragioni che non sono ragioni logiche, ma ragioni, diciamo, in qualche modo emotive, ho avuto l'impressione che l'attacco alle Torri Gemelle abbia creato uno shock per cui questo tipo di argomentazioni che io chiamavo neoscettiche non avesse più tanta presa. Ora uno potrebbe dire, sì, effettivamente, diciamo, mezzo mondo ha potuto vedere, diciamo, l'assalto alle Torri Gemelle, diciamo, sulla televisione. Però noi sappiamo che, diciamo, c'è stato qualcuno che ha sostenuto che l'allunaggio è, diciamo, una costruzione. Vabbè, sono tesi non tanto popolari, però diciamo, sono dei sintomi. Ecco, e io ho l'impressione che, diciamo, il dilagare della finzione, ma anche, diciamo, ci sono anche degli strumenti tecnici, no? La possibilità di ritoccare delle immagini, eccetera. Cioè è, diciamo, un terreno magnifico per i falsari. Ecco, è chiaro che qui torniamo al punto che era stato sollevato anche prima, cioè, diciamo, quello che tocca, diciamo, una corda profonda ha più possibilità di essere creduto. Ecco, tanto più importante è lo studio, l'esame, la pratica di tecniche che consentano di demistificare questo tipo di menzogna che usa degli strumenti nuovi. Ecco. Non so se ho risposto alla sua domanda. Prego, prego. Io volevo soffermarmi su due elementi che lei ha messo in evidenza. Sì. Sì, sì. Il primo è adesso parlato del discorso dello Stato, di Hobbes, in sostanza, sì, leviatano, per cui l'individuo delega, come dire, allo Stato o i propri spazi di libertà, come dire, no? E di fronte alla paura degli eventi è lo Stato che garantisce, diciamo, in un certo senso, la incolumità individuale, possiamo dire così, forse in poche parole. Ma se noi andiamo a vedere il discorso della pandemia, in cui tutti siamo stati coinvolti, secondo lei ci sarebbe stato o ci potrebbe essere un modo diverso di vivere questa situazione senza delegare allo Stato alcune delle nostre libertà fondamentali per poter ovviare a questo problema sanitario? Domanda. Allora, io qui... scusi. Posso fare la seconda, così magari mi risponde tutto insieme? Mi dica. No, mi dica lei. No, se la seconda domanda è legata alla prima, d'accordo. Non è? Allora, aspetti un momento che rispondo a questa. Allora, noi abbiamo detto lo Stato, però in effetti quando andiamo poi a vedere chi sono stati gli attori a seconda dei casi, no? E dico a seconda dei casi perché a mio parere lo storico del futuro analizzerà e dovrà analizzare
la geografia delle risposte alla pandemia. Perché all'inizio della pandemia a Taiwan i casi erano pochissimi? Cos'è che aveva impedito il dilagare della pandemia lì di fronte alla Cina? Questo è solo un esempio. Però ecco, quando arriviamo non a Taiwan ma all'Italia, qui diciamo c'è un problema che abbiamo visto svilupparsi sotto i nostri occhi, cioè il dilagare della pandemia in Lombardia e la tarda risposta del governo centrale. Però non c'è dubbio che quello che è stato decisivo in Italia è stato, correggetemi se sbaglio, è stato la reazione delle regioni, almeno nella prima fase. E questo secondo me ci costringe a ripensare il rapporto fra potere centrale e regioni alla luce di questa crisi terribile. Quindi voglio dire, lei ha detto Stato e io però rispondo dicendo guardate, mi è capitato di dirlo con amici stranieri, guardate che se uno fa un discorso sull'Italia, in questo caso non riesce a capire veramente la situazione, perché certamente il fatto che in Lombardia determinati interessi abbiano agito, eccetera, e questo ha condotto la regione al disastro, interessi preesistenti, lo sfascio del sistema sanitario regionale, però c'è stata una dimensione lombarda, questo non c'è dubbio, una dimensione regionale e una tarda risposta da parte del governo centrale. Quindi io non so se sia possibile fare un discorso come è stato fatto per non so, la Francia, ma certamente però se qualcuno mi parla dell'Italia io dico un momento, facciamo un discorso su una scala diversa, perché altrimenti non capiamo niente. Però ripeto, correggetemi se sbaglio, perché credo che qui quando si parla di come il potere ha risposto, entriamo su un terreno che è estremamente oscuro, nel senso che i rapporti di forza che hanno condizionato le risposte in gran parte ci sfuggono. Questa almeno è la mia risposta, ma aspetto anche le vostre critiche, i vostri interventi e forse le chiederei ancora per correttezza la seconda domanda. Io parto da questa considerazione, penso che dinanzi a problemi complessi generalmente le reazioni possono essere almeno due. Una, dire il problema non esiste, per esempio la pandemia molto dicono il Covid non esiste. L'altro potrebbe essere quello del complotto, che è il modo più facile per trovare una risposta. La terza reazione, che è quella che richiede più lavoro mentale forse, è quella più difficile. Ora, dato che lei si collegava prima al discorso dei falsi e al problema di internet, allora io faccio due osservazioni che pongo a lei come quesito. Allora, i falsi ci scoprono sempre dopo, ci passano dei secoli generalmente, dopo che i fatti sono accaduti, dopo alcuni secoli si scopre che quella narrazione era falsa. Poi se noi viviamo adesso nell'era di internet, dove abbiamo una serie di informazioni, pseudo-informazioni, notizie, chiamiamole come vogliamo, in grande abbondanza, l'individuo, semplice cittadino, come dire, dinanzi anche una persona di cultura, voglio dire, dinanzi a tutta questa sovrabbondanza di dati, come fa a individuare e a differenziare, a selezionare il vero dal falso, dal finto? Cioè, vi dico una cosa molto banale, il discorso dell'origine del Covid, no? Per esempio, visto il discorso di Wuhan, c'era l'ipotesi quella dello spillover, della zoonosi, e poi c'è stato anche altro, voglio dire. Ora, oggi come oggi, visto che ci sono tante, quelli che è chiamato fake news, il semplice individuo in questo caso, secondo me, viene preso da una grande vertigine, cioè nel senso che non riesce più a, come dire, non dico ad analizzare, ma nemmeno ad avere gli elementi minimi per poter distinguere in questo mare magnum di dati, quelli minimamente veri del resto. Cosa ne pensa lei? Ma dunque io non credo che
in passato necessariamente dovevano passare dei secoli prima di individuare i falsi. Pensavo al caso forse più clamoroso di falso dell'età non contemporanea, ma diciamo precontemporanea, e cioè i protocolli dei savi anziani di Sion. Cioè, diciamo, questo è un testo che viene, se non erro, stampato nel 1903, c'è questa idea della congiura mondiale degli ebrei, eccetera, e che si apprestano a prendere il potere, un libello antisemita che continua a essere ristampato oggi. Ora, diciamo, dopo poco più di 10 anni, in realtà è stato individuato la fonte di buona parte di questo testo, e che è un testo, la cosa mi ha molto impressionato, io ho scritto un saggio su questo, perché la fonte è un testo di grandissima intelligenza. Il falso è una porcheria incredibile, ma non solo perché è, diciamo, una porcheria antisemita, ma è stupido, mentre invece è estremamente rozzo, mentre invece la sua fonte fa fonte, diciamo, il dialogo, è un libro, un testo francese di un autore che si chiama Maurice Joly, che era uno, diciamo, che l'ha scritto poco dopo il Secondo Impero, l'ascesa di Napoleone III, e diciamo dialogo agli inferi tra Machiavelli e Montesquieu. Un testo straordinario. Anche questo viene, diciamo, ristampato, ma non tanto spesso come i protocolli. Ora, un giornalista del Times ha confrontato, diciamo, dei passi, ma sono molti, di Joly, ha detto: ma i cosiddetti protocolli non sono dei protocolli, diciamo, costruiti da un gruppo di savi di Sion, ebrei che vogliono conquistare il mondo, è un plagio da Joly. In quel caso, diciamo, l'identificazione è stata rapida. Però, come ripeto, i protocolli continuano a essere stampati ancora oggi. Ora, non c'è dubbio che, diciamo, la massa dei dati accessibili dal punto di vista documentario oggi è un problema per gli storici e naturalmente è un problema per il potenziale filologo che voglia, diciamo, confutare una serie di affermazioni. Ora, io credo che, diciamo, qui il problema è quello di selezionare i dati. Certo, questo non è un qualcosa di accessibile a quello che una volta si chiamava l'uomo della strada o la donna della strada. La donna della strada non si dice naturalmente, ma però voglio dire, adesso cercavo di uscire dalla trappola del gender. Comunque, l'uomo della strada, diciamo, non è in grado di demistificare, diciamo, queste fake news, e però io credo che sia importante insegnare come, diciamo, determinate fake news siano state demistificate. È importante, cioè, perché è una tecnica che, diciamo, deve essere messa a disposizione di tutti. Vabbè, grazie. Bene, dunque io direi che se c'è ancora il filo di una domanda possiamo accoglierla, se no direi che possiamo cominciare a trarre un po' di conclusioni e riservarci lo spazio per un piacevole annuncio che adesso passeremo ad effettuare, e prima io vorrei appunto trarre un po' due conclusioni rispetto a quello che abbiamo sentito e rispetto alla mostra da cui, diciamo, intorno alla quale abbiamo voluto effettuare questa riflessione. La prima riflessione è un po' questa: i complotti vanno, corrono sotto traccia, e ho l'impressione, pensando ad alcune sincronie piuttosto esemplari che mi vengono in mente ma che non starò qui adesso a descrivere puntualmente, che nei momenti come quelli appunto delle epidemie, piuttosto i complotti si scoprano, cioè o si suppone di averli scoperti, e quindi ecco la ricerca
di nemici, insomma, ricerca degli avvelenatori, degli untori e così via. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione invece riguarda un po' proprio quello che il professor Ginsburg questa sera ci ha fatto intendere, secondo me, che è veramente un discorso di metodo, cioè è un modo attraverso il quale osservare le cose, misurare le parole, porre le cose a confronto. Insomma, gli sono molto grato per aver pensato a questa cosa per noi e per averla raccontata e così ben illustrata questa sera, e quindi lo ringrazio veramente a nome di tutti quanti. E ultima cosa, che è quell'annuncio che vi dicevo: dal momento che questa nostra benedetta mostra, come vi accennavo, si sta comportando bene, si sta comportando davvero bene, è stato deciso con l'amministrazione di prorogarla per un mese ancora, e quindi sarà visitabile fino al 25 luglio. Esatto. E quindi chi non l'avesse ancora fatto, io sto cercando di dire: veniteci. Grazie professor Ginsburg, grazie a voi e buona serata.